Sono innamorato del mio Grecia Verona. Ieri veramente, cioè, ci ha fatto divertire un regalo, sì, sognare. Cosa veramente stupenda. Micidiale. Micidiale, bravo. Come l'amaro micidiale Giuliani. No, partita straordinaria, 4 gol all'Udinese, salvezza ormai in tasca, Presidente? Beh, tanto la partita è stata veramente un spettacolo. Sì. E tra l'altro con una squadra veramente tosta e farcita di occhi. Che è un panetto. Sì. Devo dire che Grecia Verona noi siamo stati cimici. Siamo Cinici. stati veramente 5 tiri, 4 gol, proprio uno score così non si vedeva da tantissimo tempo. Vero. Poi per la salvezza invece, ecco, per quella aspetterei insomma a brindare. Voglio essere prima matematicamente sicuro per festeggiare. Certo. Che ne so, come se hai passato Sì. una bella serata con una bella patata. Eccolo, no? eccolo. Ceratona, tutto fila liscio, Sì. lei ha accettato di venire a bere un amaro corre nel tuo piede per terra, no? Sei stato tutta sera, tutto splendido, eccetera, insomma, hai scambiato che qualche limone, fai 1+1, dici, dai per scontato che stasera si timbra il cartellino, no? E invece magari sul più bello, Sì. che tu stai attaccando col 3-5-2, falso 9, una punta centrale, 2 ali fluidificanti, ci suona il telefonino e ti dice che deve scappare urgentemente a casa perché le hanno rubato l'app cross. No, l'app cross. E nel cassellotto c'aveva le chiavi del capannone dei piti. Cioè, tu resti lì con 2 bicchieri di amaro corre in mano, fermo come Ciro. Immobile, no? Non è bello. È meglio prima essere sicuri, averci la cosa in tasca e poi si può brindare. Mi sembra quindi che di Europa non ne voglia sentir parlare? Allora, stiamo scherzando, Sì, ragazzi. eccolo. No, ma no, adesso scusa. Cioè, a parte che parlare adesso è pre-Natale. È per Natale. Cioè, prematura. È troppo presto. Allora, se fosse che ti qualifichi per l'Europa League, insomma, comincia a avere anche un senso. Cioè, ma per andare in Conference League, cioè, sono più le spese di quello che prendi. È Cioè, vero. ti tocca andare a giocare È vero. in Armandistan, in Kamchatka, in Eschimesi. Cioè, ragazzi, prova ad andarci te in corriera fin là. Che ti costa? Sai quanto costa il gasolio, ragazzi? Adesso poi, E poi se ti fermi in autogrill, cioè, hai capito? Minimo con la rosa che abbiamo 23-26 camogli e altrettante Coca-Cola, ti parlo. Poi dormi fuori, una cosa, ci vuoi comprare un gelato ai ragazzi? Beh, certo, vorrai mica stare lì col braccino corto. No, è vuoi vero. portare a casa una calamita da attaccare sul frigo come ricordo? Insomma, cioè ti partono un botto di soldi. Sì. Piuttosto mi faccio 15 giorni appunto a Sabbione in giugno, mi costa anche meno. Hai capito? C'è meno gente. Beh, adesso parlando di costi, però, abbiamo visto che ieri si giocava alle 3 del pomeriggio e c'erano i fari accesi allo stadio. È vero, l'hanno detto in tanti. No, sì. non me ne parlare, guarda. Questa qua è una norma della Lega. È una norma della Lega e non ho mai capito. Cioè, non è come vai in macchina e tieni le luci accese per farti vedere. Cioè, non è che ti viene uno stadio addosso. Qui non ho mai capito. Questo non era male. Tieni le luci accese perché un condominio si muove e ti viene addosso. Cioè, noi avevamo proposto anche di fare i riflettori crepuscolari, capito? Wow, bello, se stava, Si fa buio, si accendono niente, non hanno mica accettato. Con quel che costa l'energia adesso, ci arrivano quelle bollette. Per fortuna che abbiamo preso le lampadine lunga durata all'Ikea, che almeno capito? Però, insomma, da qualche parte bisogna pur tirare indietro. Allora noi abbiamo pensato una cosa. Dai, cosa avete fatto? Abbiamo messo i boiler a gettoni. No, come? Cioè, boiler a gettoni, quando arrivano i ragazzi mi metto lì, di cambio 5-10 euro. Ma dai! Questi qua sono di ultima generazione. Sì? Perché con un gettone fai in tempo a insaponarli. Col secondo gettone ti risciacqui. Devo dire una roba: se sei grosso come Lukaku ti servono anche 3 gettoni. Immagino. Ma se sei piccolo come Giovinco, con un gettone fai tutto, sai qualcosa. E poi sono compatibili con le migliori macchinette del caffè, cioccolate, tè, biscottini, quindi cagate varie. Quindi se ti avanzano, capito? Non è che li butti via, li metti lì certo. nel coso della macchina, capito? E poi anche andare a fare il lavaggio.
puoi dare anche lavarti la macchina. Se risparmiamo qualcosa e vendiamo qualche giocatore, facciamo i più svalenci, Sì. e pensiamo di mettere su il cambio moneta automatico. In maniera Ah, ok. Fantastico. Sì, perché è un po' una rottura di maroni star lì. Certo. Presidente, Poi vado via pieno di cose in tasca. In collaborazione con Roldo e Carrozzeria Verona. Vado sicuro. Mototaxi, i fattorini di Verona. Airforte, la Fal.0 Serramenti.